La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di oggi a Fara Vicentino. Un giovane neopatentato si è schiantato contro un camion in sosta e ha perso la vita. È l'una quando Mirko Munaretto, 18 anni, di Salcedo, a bordo di una Fiat Punto, sta transitando lungo via Astico, nella zona industriale di Fara. Secondo una prima ricostruzione sembra che il giovane stesse percorrendo quel tratto di strada a forte velocità. Una serie di curve, il testacoda, l'auto ormai fuori controllo e finisce la sua corsa contro un mezzo pesante fermo nell'area di sosta di via Astico. L'impatto è violentissimo, la Punto è incuneata sotto il camion. All'interno, schiacciato tra le lamiere, c'è Mirko. A dare l'allarme è lo stesso autista del camion. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi con i sanitari del SUAM 118. Da Padova si alza l'elisoccorso. La speranza è quella di poter salvare quella giovane vita, ma per Mirko Munaretto non c'è stato nulla da fare. Strazianti le immagini che si sono presentate ai soccorritori. Chiusa la strada per consentire i rilievi dell'incidente da parte della polizia stradale, mentre i vigili del consorzio Polizia Locale Nord-Est Vicentino hanno provveduto a regolare la viabilità.